Un incontro ufficiale per conoscere i primi cittadini dei comuni della nostra provincia ed approfondire le criticità del nostro territorio attraverso la voce diretta dei rappresentanti delle stesse comunità. Sono i contenuti dell'incontro svolto stamane presso l'aula consiliare della provincia regionale di Agrigento tra il neoprefetto di Agrigento, Nicola Diomede, ed i sindaci dei 43 comuni della provincia. Un'occasione che segna l'inizio di un percorso di dialogo tra la prefettura ed i rappresentanti delle amministrazioni locali. Una delle cose che ritenevo giuste e importanti era proprio quello di innanzitutto attraverso voi portare il saluto a tutti i cittadini e poi che avrei incontrato i sindaci dei comuni della provincia, sono i primi cittadini e attraverso di loro intendo incontrare poi tutti i cittadini di questa provincia. Ho organizzato questo incontro ovviamente in collaborazione con il commissario della provincia regionale di Agrigento, con loro ho concordato questa iniziativa, non a caso viene svolta nell'aula del Consiglio provinciale, ma anche per mettere in evidenza un tandem, una collaborazione. Stamattina, prima di questo incontro, ho avuto una riunione con il commissario, abbiamo definito alcune cose in comune da portare avanti. Un incontro che ha dettato le linee guida di un percorso comune non omologato tra la prefettura e le amministrazioni locali, in riferimento alle specificità del territorio e relative anche al rilascio delle certificazioni in un periodo di grave crisi. Numerose le questioni trattate, spesso simili tra i comuni, tra cui i centri storici, il problema dell'acqua, delle scarse risorse delle casse comunali, delle difficoltà della chiusura dei bilanci, con una nota particolare al piano anticorruzione, ed ancora si è parlato della pianificazione attraverso i segretari comunali di un gruppo di lavoro per creare un unico format. E proseguiranno nei prossimi giorni gli appuntamenti del neoprefetto Nicola Diomede con le altre istituzioni. Il giorno 14, che deve essere martedì di settimana prossima, avrò un incontro alla Camera di Commercio organizzata d'intesa col Presidente della Camera di Commercio, una riunione con tutte quante le associazioni delle categorie economico-produttive, ulteriore passaggio sempre in quella fase esplorativa e di individuazione e identificazione delle maggiori problematicità.